Dedicato a Totò Contino, è presente anche il presidente della delegazione di Agrigento Stefano Valenti. Si ricorda una persona che è stata molto vicina alla delegazione, una persona che per il calcio a 5 ha dato davvero tanto. Sì, sicuramente non potevamo mancare a questo appuntamento per diversi motivi. Il motivo principale per ricordare così con un triangolare l'amico Totò, che oltre all'amico anche uno dei nostri componenti, delegato al calcio a 5 della nostra provincia, e quindi era obbligo per noi essere qua presente. E poi d'altra parte diciamo, la possibilità di questo triangolare che vede tre società agrigentine molto impegnate nel calcio a 5, una specialmente la Classe Futsal in cui è stata riconfermata la presenza in Serie B, e le due società, una di Canicattì e una di Naro, che hanno vinto i rispettivi campionati. E quindi con l'occasione io faccio gli auguri a tutte e tre le società e mi preme però ringraziare l'amico Jackie Giardina per aver organizzato questo triangolare in memoria di Totò, ed è per noi il modo più bello per ricordare un amico, con un torneo di calcio, con un triangolare che ci ricorda avere Totò vicino accanto a noi anche in questi momenti. Siamo con Jackie Giardina. Oggi l'Atletico Canicattì ha voluto onorare un suo grande amico Totò Contino con un triangolare con Acre Ragazzi Futsal e Fulgentissima Naro. Jack, una giornata indimenticabile perché si ricorda un grande uomo. Sì, diciamo che ho trovato doveroso organizzare appunto questo evento per ricordare la figura di Totò, che è stato uno dei promotori del futsal in provincia di Agrigento. Quindi ho voluto appunto fare questa manifestazione al termine di una stagione, diciamo, straordinaria per il futsal agrigentino, perché come volevo ricordare che l'Agrigas Futsal quest'anno in Serie B si è salvata in maniera tranquilla. Noi abbiamo conquistato la Serie C1, il Naro ha conquistato la Serie C2, altre 4 compagini in Serie C2, altre in Serie D, quindi l'Arco Atletico Camobello in Serie C1, quindi mai come quest'anno la provincia di Agrigento è così rappresentata nel panorama, diciamo, calcistico del futsal in Sicilia. Quindi sicuramente questo è anche il frutto di quello che ha fatto Totò negli anni, quindi diciamo, alla fine diciamo, il risultato è più che positivo. Totò avrebbe gioito sicuramente in campo, sta giocando sicuramente dal cielo. Sì, e infatti ne sono più che sicuro che infatti sabato scorso, quando noi abbiamo fischiato l'arbitro lì a Prizzi e noi avevamo conquistato, diciamo, abbiamo vinto il campionato, abbiamo conquistato la C1, il primo pensiero è andato a lui, perché lui è stato uno di quelli che ho iniziato con lui negli anni 90 con Amitica Atenea Agrigento a mando aperto. È stato tantissimo tempo delegato calcio a 5, ultimamente abbiamo collaborato con lui anche con le rappresentative, quindi a me mi lega tantissimo, quindi diciamo, questa scomparsa mi ha colpito tanto, però poi penso che queste vittorie secondo me mi fanno sentire orgoglioso di aver lavorato con lui e li dedico tutto a lui.